benvenuti alla sesta edizione del Festival itinerante del giornalismo della conoscenza Dialoghi. Stavo leggendo qui perché sono 30 eventi, 14 giornate in 18 siti. Ormai questo festival sta diventando sempre più importante grazie a veramente alle grandi capacità del nostro direttore artistico Renzo Furlano, che dobbiamo sempre ringraziare, e perché ci sono tanti soggetti che hanno deciso di sostenere questo bellissimo festival, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, sia la cultura che il turismo, l'ICAM, la Lega Coop, la Citibank, la Rosenberg Italia e tanti altri, ma senza dimenticare l'Ordine dei giornalisti del Friuli-Venezia Giulia, l'Università di Studi di Udine, l'Università di Studi di Trieste, l'Università degli Studi della Svizzera Italiana di Lugano e naturalmente l'Agenzia regionale per la lingua friulana ACLEF. Dicevo che è un festival itinerante perché tocca tanti luoghi della nostra regione, ce ne sono alcuni: Trieste, Gorizia, Palmanova, Aiello, Bertiolo, Butrio, Villesse, Turiacco e tanti altri. E quindi capirete l'importanza di un festival che è scritto qua, festival coraggioso in effetti, perché punta a far conoscere, a diffondere quella che è la cultura e porta anche bellezza, no? Specialmente dopo questo periodo di pandemia. Bene, questo pomeriggio abbiamo il piacere qui a Casa Ritz, che ringraziamo tanto per l'ospitalità, e abbiamo il piacere di presentare un libro che è Le storie di Lolo Il di Dvora Omer, edizioni Forum, è un classico della letteratura israeliana per ragazzi tradotto in lingua friulana. E lo faremo con Mario Turello, critico letterario, e Gabriele Zanello, docente di letteratura friulana all'Università di Studi di Udine. Modera William Gisilino, direttore dell'Agenzia regionale per le lingue friulane, le Justan di Furlano, e poi desidero invitare qui questa sera anche il presidente dell'ALEF, Eros Gisilino, che è qui e quindi per un saluto ovviamente. Mi parti con Covid, no? Buonasera a tutti, vi ringrazio di che numerose partecipazioni, perché potevi scegliere dopo vedere il Mascherini, se stasera su un anno, potevi scegliere il mare, invece scegliere la cultura, che la faccio un lavoro di piacere. Che libri qui a lei parlò un piccolo gioiello, quindi di lui che tante volte si traduce anche di esteri che è già stato tradotto, no? E invece da quel caso qui Davide Torello ha fatto un'opera eccezionale. Davide Torello è appunto la persona che ha tradotto i libri e arriva a tradurlo dall'ebraico moderni al furlano. Lo traduce, lavora bene, non è facile tradurre un libro. Tradurre è uno dei misteri più difficili, perché se non si chiappano le parole, se non è il significato come che l'autore, la Dvora Omer, aveva voglia di pandi, è una lavoro difficile, veramente, il giro, disegna dai significati, poi dopo arriva esattamente all'era il testo originale. Il Dvora Omer è anche eccezionale, una vita veramente difficile come persona. Ha avuto già dalla prima infanzia, insomma, momenti di privazione dagli affetti più chiari e che forse ha sviluppato questo senso di vicinanza dall'infanzia. Anche perché insomma, non si è piaciuto appunto di là in avanti con quel libro qui, che arriva da una fascia di età, per una fascia di età un po' più alta di queste persone, noi produciamo una borsa di materiale, per cui è un libro che fa pensare. È un libro per frussi, insomma, che ormai si avvicinano all'adolescenza, e perciò no anche per i grandi, chiaramente, è veramente gli ordini. Insomma, questo frutto, no, che è la protagonista del libro, ha chiamato una bestiuta, e questa bestiuta, insomma, comincia a diventare un po' più grande, no, per poter affrontare le situazioni normali, no? E che lo parte a spugnire, insomma, che fa dalle strade e che fa dalle scienze. Ecco perché il livello di disegno che il
target ecco, di età non per cui alta, si crede che si comincia a avere la cognizione dalle scienze. Io allora mi fermi qui perché sono curioso di tornare a sentire, ecco, chi è la seconda presentazione, prima l'abbiamo fatta con la settimana della cultura friulana, con la società filologica friulana, sono curioso di tornare a sentire la presentazione, ma anche insomma le considerazioni, ogni volta che si torni a fare le presentazioni avvengono anche mio. Ecco. Sì che ringrazio il professor Turello che torni a Violi, lui parla della società teologica friulana, ma l'estate anche insegnante alle scuole medie che hai avuto il piacere insomma di fare 3 anni di medis, e il professor Turello, il professor Zanello, no? Che per solito insomma fa con lui fa tanti robis come Arlef e soprattutto una buona esperta ecco, di cultura, di tradizioni anche cristiane. Ecco. Sì che mi fermi qui salutando il direttore dall'Arlef che si chiama per cognome come me, per non differentemente William. Ma sempre un forest. E il parone di chiesa che ormai si conosce di 30 anni, no, Rizz, insomma, uslassi, ecco, a chi sta bene la presentazione, grazie in che modo sei qui con. Io alla res in davanti anche per tutto mi parte il microfono al chiappe a onde ben distese, no? Buonasera a tutti e grazie a Renzo Furlano e a Cultura Globale per avermi tutto ad questo appuntamento, per la collaborazione che insomma ha attaccato in maniera più importante che stanno cularle, anche con un altro appuntamento che attrareschi dal programma a Gurizze sul plurilinguismo di Gurizze e speriamo insomma che sia ben augurante anche per i prossimi anni. Allora, io non mi visi di preciso, ma pensi più o meno 2 anni fa, no, magari mi correggerà Davide se sbagli, Davide Turello, che usniota viene anche qua in sale, nos ha contattato per domandarnos di voltare questi libri che abbiamo detto alla edizione originaria, che naturalmente è sempre un libro ebraico, sì, di queste bande qua, no? Insomma, vi ho detto, il problema è stato, no, di dire, sì, ma, Dulapodino vi ho dice libri che si tratta, no? E voi dite di nessuna banda, perché non esiste per italiani, no? E allora no, insomma, avevo avuto anche così un pensiero, vi dite, ma vino di voltarlo, non vino di voltarlo, dopo insomma Davide hai di dire che non sta là a spiegare bene dal suo continuo e si intuce non calere, non voglio anticipare massa, ma insomma Eros l'ha già spiegato un ticalda la storia dopo in essere relatoso, faranno anche modi lui, non si è venuto un gole, no, che fosse voltato, anche perché quel caso è il primo test per ebrei moderni che ben voltato in lingue furlane. Ebrei moderni perché come sapete invece gli ebrei diciamo così antichi, fra virgolutis, all'estate voltato magari indirettamente, ma in certi casi anche direttamente, sono ridotti anche sono stati stampati, diciamo così, anche si sono attaccati a fare edizioni di libri della Bibbia per furlani, no? Ma anche non nome della Bibbia, pensi anche a quel bel lavoro che aveva fatto Don Moretti con Don Claudio Bevilacqua, i libri dagli Laudis, che anche in quel caso era voltato direttamente all'ebraico, ma come farà magari il professor Zanello, non qualche riferimento più approfondito. Ho detto, abbiamo accettato e vi ho dato anche il risultato e di dire che si sta su un buon contesto, anche perché i libri diciamo alle venuto fuori un lavoro ben, non come dal punto di vista dei continuous, no? Dal contenuto di traduzione chiaramente, perché si tratta di una traduzione che io di ha chiamato un lavoro di audibile
perché che proprio ha avuto come punto di riferimento un dei grandi tesauri che avevano delle lingue furlane con i vocabolari di George Fagin. No? Naturalmente è scritta la grafia ufficiale delle lingue furlane, ma questa insomma, è un aspetto che riguarda appunto la maniera di scrivere, ma non il lessico, che invece non è vorresione al fare riferimento a questo vocabolari. Ma hai di dire anche che ha avuto una veste grafiche curate dall'editor Forum, che ha visto con queste illustrazioni di Pia Valentinis, che è un grande illustratore di Vignice Furlane, che come è stato in Sardegna, che ha vinto premi in tutta Italia e in Miesmont, e che per da buona ha renduto questi libri un piccolo così, esempio diciamo che si può fare in chiesa, in Duca, in Friuli, insomma anche da riproduzioni editoriali di alto livello. Prima di passare la parola ai relatori, mi piaceva ricordare un'altra roba. I furlani andano un fuarle con la cultura ebraica, in qualche maniera anche con la religione. No, dove va il fatto che hanno stati varie comunità, in parte anche forse sono anche mo, si ben disegno ancora del giudice, ma il Friuli ha una tradizione di comunità presenti sul territorio appunto di religione e di culture ebraiche, ma anche in modo più l'ebraismo ha influenzato un evore la tradizione cristiana aquilaiese, no? La tradizione aquilaiese, la Chiesa aquilaiese era dalla sua origine era una Chiesa petrina, no? Per la quale ci rive di garantire una continuità fra l'ebraismo e il cristianesimo. Addirittura si conta che elementi di queste culture, di queste religioni ebraiche, anche mo presenti in forme sincretiche dal cristianesimo aquilaiese, si chiama addirittura fino al 1600, tali campagne, sono le campagne, il pagus, la sempre stata una pluità, le innovazioni, sulla che si faceva festa la sabile invece che la domenica. No, erano dalle guardie che avevano girato per Ciriche che facevano festa la sabile invece di fare festa la domenica. Non stiamo dopo dismenterà la mitica Santa Sabile, no? Anche qui un sicuro collegamento con la cultura ebraica. Per la quale, ecco, anche mo di più il fatto che sono le AMS che magari a non us piaceresse approfondire anche dal punto di vista linguistico, perché più volte sul Presidente non dite non sarebbe interessante creare un contatto anche col contesto in questi casi israeliani moderni, perché il caso dello Stato di Israele è uno degli esempi più splendorosi, diciamo, che può funzionare una politica linguistica, perché loro in pratica anche parlano una lingua che è morta, perché gli ebrei non parlavano più come lingua corrente, no? L'ebraico, semmai parlavano in altre robe, tipo l'Idis, il Ladin e via avanti, o proprietà di lingue che non c'entravano. No, anche a parte queste lingue erano sapute fare diventare una lingua che arriva a dignità per da buon alla modernità, e tanti robe, anche tante tecnologie, no, che sono state inventate dagli ultimi science, sono state pensate per ebrei moderni. Per la quale, ecco, vi ho detto troppe robe che è da un libro che anche per mio conto è un libro non dove per i fantasmi, per i frus, ma è un libro che poi si è anche dai grandi. Ossia disegno proprio però che il film principale che ha avuto l'arte per realizzare queste pubblicazioni è stato che di poter dopo bandi a scuole, no? E proprio per questo il libro sarà dal mese di settembre all'inizio dell'anno scolastico sarà da fur a tutte le classi e anche i professori di lingue furlane dalle scuole smeggiane
e la stessa roba le classi e i maestri dal secondo ciclo dalle primarie. Con la speranza che la situazione Covid nos permette di poter fare anche delle presentazioni dalle scuole e come ve la suggerì dalla prima presentazione il professor Turello e il professor Zanello, avesse il quiz finale, il professor Zanello no, suggerì di fare insieme alle scuole su una lettura continua, sicuramente è una bellissima idea. Allora, io attaccherei a passare la parola ai nostri ospiti e attaccherei con Mario Turello che ha lavorato pare di Davide, ma è anche un grande studioso di letteratura, in particolare con un focus sulla letteratura locale, se di fulano, se di italiano, ma che ha anche una conoscenza, no? Non si è portato questi libri pubblicati per la nuova base sull'ars combinatoria, una raccolta no, di scritti che vanno descritti tra i tarocchi e la cibernetica, anche una lettera di Umberto Eco no, per scrivere al professor Turello, ma non vedi per la ma pardisi che non è che lo vinca la macchina perché è il pari di Davide, ma lo vinca la macchina perché è un calpo rivelare di questi argomenti e sicuramente non dirà robe interessanti. Prego professore. Mi interessa poi di sentire il pari di Davide. Sì. Perché io torno a dire di lavoro contento e un lavoro bravo di presentare questi libri. Non come perché lo tradotto mio figlio, ma perché Pia Valentinis, che ha fatto l'illustrazione, se io mi niente, e il figlio di nessuno. E quindi... Che se uno lo sa, direi se tutta una roba fatta in famiglia. Tutta una roba fatta in famiglia, i soldi... Va bene. E invece no, come è stato detto, il libro si presenta benissimo e sono contento di presentarlo, lo so come sempre quanto sai di revelarmi veramente. Ecco. E ho giunto a che è stato detto, sì, questo è un libro veramente padogno, perché secondo me le letterature per infanzia o per i giovani adulti, come che si usa dire, se è valida è val parducci. Ecco, è val parducci. Un bel libro alle parducci. E questo è il caso. E come dicevi, poi anche un lavoro brauroso, insomma, io ho dovuto realizzarsi queste opere tramite mio figlio e niente. Ho detto anche dire che, secondo me, è un lavorato di noi così bene che si può quasi considerare voi come coautore di Dvora Omer, perché una traduzione è sempre anche una ricreazione e un'illustrazione è sempre anche un'interpretazione, una variazione di codice che però ha di seguire, come di giustificare e di un esso efficace. Grazie all'Arlat, grazie al forum naturalmente e se è vero che insomma la storia di loro è così come dicevi, ha 3 autori, Dvora Omer, Davide Turello e Pio Valentinis, o vorrei aggiungere anche a quel che è stato accennato a proposito di Dvora Omer, che è veramente un personaggio straordinario e è uno dei suoi importanti scrittori israeliani. Le sue vite va dal 1932 al 2013 ed ha una biografia che è un romanzo di per sé, purtroppo devo dire, perché è una biografia segnata anche di tanti episodi e di tante situazioni veramente dolorose. Pensai che erano fruttine, piccole, e si chiate abbandonate dal pari, che poi ogni tanto che praticamente non si occupa di il pari si era come di arruolato te brigate ebraiche, a un design e non suonare.
qualche anno di scienza, e dicono che le mamme si è coppate. Immediatamente dopo è sparita anche una femmina, insomma, che in qualche maniera gli faceva di assistente, di tutrice, è sparita e non si sa perché. Dove, quando si sposa, ora l'uomo viene a sapere che era stato tenuto segreto assolutamente il fatto che sua madre era morta in un'azione dalla Ghana, morta per fuoco amico, e a copare di fatto era stata questa sua badante, chiamiamola così, va bene, questa sua tata, ecco, e venga a sapere dove. Quando che ha finalmente le verità, insomma, su quel che ha passato, ieri che viene a sud, è cresciuto un kibbutz, quindi tutte le sue vite, insomma, si inserisce anche in quei anni di formazione, di Eretz Israele, anni drammatici, anni difficilissimi. Comunque, quando si sposa, è già un scrittore di cui o lei che ha qualche, o tradusco, ma che può essere qualche rie che gli stanno scritte a proposito, la vita e l'opera di Homer sono meglio comprensibili come forme di uno stesso racconto, un poema epico di sacrificio e tradimento nel quale, va bene, sono stati allevati i bambini israeliani. E veramente dopo si potrebbe dire tanti robi di ma dice che era per sua vita prodotto un centenario di libri, e è il più importante scrittore di letteratura per giovani adulti, come si usa lì, ma ha anche una produzione grandissima che praticamente fa le storie e le epopee e le esaltazioni della nascita dello Stato di Israele. Uno dei suoi primi lavori è una biografia dal pari dall'ebraico moderni Eliezer ben Yehuda. Questo Eliezer ben Yehuda è una figura che merita di seguire. A proposito di fil rouge fra il Furlan e l'ebraico, se vi ricordate, Ascoli, no? Lui infatti prima presentazione, grazie a Dio Isaia Ascoli, dialettolic, glottolic e titolare, nome titolare le filologiche furlane. Ma Dora Homer, che ha scritto anche testi teatrali, anche testi radiofonici, insomma, è un personaggio che purtroppo pur di Israele non lo conosco. E a questo proposito devi anche dire che le letterature israeliane, tra i suoi primi science di utilizzo, in cui si offre libretti all'ebraico moderni, e ha avuto un fornitore straordinario. E ogni scrittore, come Amos Oz, come David Grossman, come Yerushalmi e altri, che questa è una lavoro interessante, e hanno sempre dichiarato che una delle ragioni, insomma, per originalità e anche per efficacia delle loro narrative, aveva stato di dover confrontarsi con una lingua anche con informazioni, con una lingua che veniva risuscitata in qualche maniera, ma che al tempo stesso aveva di mettersi al passo con la realtà moderna e quindi con tutto che significa, a proposito di creare una terminologia, una nomenclatura, un vocabolario, va bene, all'altezza di esprimere le culture
ben diverse di che le produzioni ebraiche bibliche, diciamo così. Ecco. Il romanzo che noi conosciamo come la storia di loro, fra l'altro, è uno dei più importanti, uno dei più fortunati della letteratura per infanzia. Questo è in manca il Covinca dal 2011 e è la 16ª edizione. Quindi è un best seller, è un long seller, speriamo che anche il nuovo futuro abbia la rifortuna. Ecco. È un romanzo vendito per giovani, sì, ha per protagonista un frutto, o per protagonista un frutto e un nascente, come canta Luz Davide, un cucciolo. Vuoi di cucciolo perché dal 1946 è venuto fuori un film di Hollywood che si intitolava Il cucciolo, che racconta una storia un'ora simile a questa qua, no? Che succede? Succede che questo Gadi, che vive in un paese da Negev, insieme ai suoi amici sono lì al teatro una bestiuta. Se parte a chiesa, le bestiute diventano bestiole e nascono problemi, naturalmente, pure, sustiette, insofferenze dai paesani. Gadi invece è affezionato di cura proprio per queste bestie, per questo animale. Ma prima o dopo bisognerà risolvere le soluzioni e le storie che di una crescita fisica, ma specialmente come dal sentimento, ecco, o vorrei fare un giudicare. Gadi al passo di una situazione in cui al prevalere il sentimento, particolare sentimento, va bene, e dopo arrivarsi sempre più al sentimento, alla ragionevolezza, perché anche lui si renderà conto che la situazione di questo animale loro, va bene, non è naturale, ecco, non mi sono caso. E quindi questo romanzo di Webalde è una sorta di Bildungsromanzo, no? Un romanzo di formazione, di che Bande aveva un messaggio importante dal punto di vista animalistico, secondo me. Ecco, i bestie siano vivi dal loro ambiente, no? E della loro libertà e da stesso il frutto alla di crescere e alla di capire che ha le ragioni del cuore, insomma, e di sostituirsi le ragioni, se si può fare, il giudicare. Allora è un romanzo facile, tutto sommato, no? Perché, come dicevi, è un romanzo di formazione, anche il sviluppo delle trame ha un lavoro lineare, al percorso tutte le trasformazioni e anche tutti gli episodi che segnano il rapporto fra il frutto e le bestie, e dopo si risolve un messaggio che, come dicevi, di tipo animalistico importante alle giornate di web. Non ha bisogno di grandi interpretazioni, no? È una storia che di per sé. Che vorrei dire è che poi di qualcuno che ha avuto in mano questi libri, mi avvite che si può leggere le storie, ma quindi si può leggere anche come disnotis, cioè doprarlo anche come una sorta di vocabolario
va bene, per rinfreschiare o per imparare anche dal furlano, perché il lavoro che la fa Davide deve stare che è di là a, come dire, valorizzare forme, espressioni, smus di Dio che in gran parte abbiamo perduto e che invece che hanno un sapore, hanno un colore, hanno una validità che purtroppo no, sta trascurando. Davide, ho detto di ora, Davide ha il suo credenziale, ecco per un lavoro di questo genere, perché aveva fatto una laurea sul Plodarisch, sul tedesco, che aveva l'ultimo federato, sempre in banco a Sapale, aveva fatto una tesi di dottorato sulle normalizzazioni del Furlano, si è occupata anche di strategie per rivivificare l'ES e quindi non solo incontri con l'ebraica, è stato un incontro fortunato perché al poi insegnando stanno proprio violenti come era stato detto, ciò che si è fatto in Israele, ecco, dal confronto delle lingue, si può dare fa in parte, in buona parte, anche per l'essere furlano che alla bisogna di essere aiutata a tornare a vivere in maniera poi pandone. Un'altra roba che vuoi dire, ecco, so io ne ora con te, che sono in finite scuole. Io ho insegnato a scuole medie e ho ricordato in altre occasioni che quando vai a cominciare, praticamente un po' dopo, insomma, avere venuto in abitudine a scuole di adottare libri di narrative, non come le antologie, non come gli sconti, le poesie, no, un libro di narrativa di lei continuativamente in maniera di imparare a affrontare anche un testo, insomma, ben strutturato, ben organico. Però bisogna suonare granché bene, anche per conto dell'editore, su delle idee, però a un certo punto il libro senza un'indicazione ministeriale, senza non si legge più i libri di narrativa. Io spero che questa diventi un libro di narrativa. Cambiando le scuole e le idee di lettura continuativa sarebbero straordinarie. Ecco, proprio per gusto di seguire una storia, questa completezza. O torni a dire, livrette, l'ebraica che dal 1948 era la lingua ufficiale di Eretz Israele, e erano le lingue fatte rivivi, fatte risuscitare. Ecco, allora vuol dire proprio il miracolo che è succeduto. Insomma, per citare l'unico esempio, partiamo sia dai dialeschi israeliani che da Elica, Calvini è successo. Ecco. E allora se ne sbircapina anche per sé. E se ne sbircapina anche per sé, e volevi dire che in Israele in qualche maniera è stato un po' non. Che è il ringrazio. Sia in certicità, sia tra i kibbutz, stesso pari, come citavi prima dall'Ibrit, a Sofia parlava dove in ebraico Pippo ha dovuto a un certo punto imparare, anche se non sapeva nulla. Quindi non poi Yiddish, non poi altre lingue, ma dove ebraico. Se si impara di questo fenomeno, di quello che è succeduto, che intanto che si può non documentalizzare, ma anche modernizzare. Ecco, io tante volte sono sentito qualche casuale sul naso, per qualche neologismo. Assurdo, se una lingua vive e ha anche di crescere. Ecco. E dopo, importantissimo, che
dopo diventa lingua ufficiale e deve diventare lingua ufficiale e come tale ha bisogno anche le forze scuole, le lingue riconosciute a livello politico, a livello amministrativo, in queste situazioni là che un vuole dobrare. Io ora anche altre diciamo a proposito di traduzione, ma Zanello è un maestro in queste materie. Mi permetto di dire che il professor Enzo Pellegrini più volte si è detto che una letteratura dialettale, una lingua minoritaria e così via, e ha bisogno per crescere di traduzioni. Ma lui insiste, si riferisce specialmente alle traduzioni dai classici. Ecco, io voglio dire che anche traduzione invece di una narrativa che sia facilmente fruibile sarà spaziosissima, forse tentiamo di più. Non sai Trost e l'amore di lei, Dante o Omero, no? in Furlan. Però se è una storia è pregevole, se è accompagnata anche di una parola di notis come quel che aiuta e che ha giunto e piacere, ho conto che sei di una strada di percorso. Grazie. Grazie al professor Turello anche per queste ultime robe che l'ha detto. E fra l'altro una delle idee che vorrei mettere in pratica non come perché libri che abbiamo già rivelato con il professor Zanello proprio dalle che di da capa, dagli audiolibri con regolarità in lingua furlane perché anche nos permette no, di far arrivare sia di la letteratura furlana chiaramente ma anche di traduzioni per furlane a un pubblico un lavoro più largo. Come appunto ho passi la parola al professor Zanello che è docente di letteratura furlane all'Università del Friuli, l'Università di Udine e che a lei diciamo uno dei più importanti conoscitori sulla letteratura furlane e saprà proprio inquadrare il lavoro fatto di Davide Turello proprio per più ampli che ha dalle traduzioni per furlane. A te la parola. Grazie, intanto dice che a suo lavoro contendi e si chi prendi dopo l'invito all'arrivata di Arle perché al tocche due aspetti che un per piacere e un per dove ma un biel scunidis in così mi chiama in un lavoro l'aspetto di piacere è quello della traduzione e avuto sempre il balin della traduzione in generale della traduzione per Furlan e con che mi vengo domandato di velare qualche traduzione per solito hanno detto mai di no e dopo alle ALC si fa vedere di traduzione di un conte per Fruz e stanno che all'università si cerca di lavorare cui credo un domani saranno insegnanti dalla scuola dell'infanzia e della scuola primaria che scrive sarà ancora un po' qui adatto alla scuola media ma sarà ancora anche in quarte e quinte dalla scuola primaria al Palpò, Jesilo Prato con Profit ecco allora anche lì a scuola in qualche modo accettavano le proposte che va in questa direzione io dico che il capitolo sull'unica moneta della fame mi pare no? Perché anche se qualche leams dopo si va a sgarfare il professor Turello a Risse di Salta Fur perché è stato il mio professore della scuola di specializzazione per insegnamento e allora anche lì ma pensi che no, la prima volta che si sentiva das però a Crot che fosse una serie all'Università di Udine e dopo si anche la Zacene perché al centro dell'Ebraisi anche chi e rivolgo telefonate a Messur di una persona che ieri agnolo scambioveve, Marco Ventura, che come l'insegna mi parla Lovani, insomma, e dice, guarda Angela, devo venire
in Friuli, vengo in auto e mi farebbe piacere vederti, esco al casello di Palmanova e poi devo arrivare in centro a Udine. Nessuno che serve non poteva perché aveva problemi di lavoro, così, e dite, io se raggiungo dopo, alven mio frati però ti chiappa lì dal casello con la macchina e ti guardi, insomma, è finito al centro di Udine, perché avevi a Fevenà. Perché in quinto Scafaselis era un grotto per amicizie ebraiche-italiane, Ebraico-cristiana. Ebraico-cristiana, sì, sì. Il professor Lupieri Il professor Lupieri, esattamente. e Rinaldo Fabris. E Rinaldo Fabris, sì. Sì. E allora che sarà lì appunto dopo si inchiatasca del professor Turello, come ho visto in pensato che quella è stata la prima occasione sarà che si è inchiatata, anche lì al centrale dell'ebraismo. Non c'entra nulla, ma una volta sono andato al casello di Palme, mi hanno detto di là che io il conferenziere, allora sgarbi, non posso mai dare. No, che sarebbe Marco Ventura aveva un personaggio, a volte riferente nel vorrei più piacere, mi pare, insomma. E allora, se vieni di traduzione. La traduzione è una roba molto intuitiva, si la conosco, si tratta di rivadi in una lingua che per solita è la propria dal traduttore, ma non sempre, dalle forme e dei contenuti che sono pensati e scritti in un'altra lingua. E una roba che però non si sa dalla traduzione è il fatto che anche per Furlan di ultimi secoli non ho avuto tanti esempi di traduzione. È una storia un'evore lunga. E per arrivare a capire, come diceva il professor Turello, la suage dell'alcol che è il lavoro di Davide Turello, bisogna prima di tutto ci di capire perché dai secoli passati si è voltato, ci sono fatte traduzioni per Furlan. Perché ogni volta le traduzioni saranno di motivazioni differenti. In situazioni concrete dal Friuli, tradurre vuol dire portare un contenuto in una lingua di minoranza. La nostra è una tipica situazione di minoranza, dove che non si ha di bisogno di voltare tutto. Quando a comprare un formio, non ha bisogno di avere istruzioni anche per Furlan, e la schiattina per italiana, lì brutta e lì. Ma già che è difficile capire che si di fare memoria è nere perché il fatto lì c'è sempre di scrivere in altre senso. E allora noi vi fai conto sul fatto che avin tante opere foreste per Furlan, ma avin purtroppo scarsità di forze, tanto editoriali ma anche di traduttori interessati a tradurre tutta la lingua che è una lingua manculpamute. Perché è importante, come dicevi, conoscere bene la traduzione dei secoli da uno. Per esempio, dalla seconda metà del Cinquecento ha chiatin esperienze motivate di ragioni a mancul di varicare fra di loro, se no dal tutto contrarie. Il Cinquecento è il secolo dove ha capito la questione della lingua italiana, la discussione sticciata in modo particolare dal 1525 dalla pubblicazione del prose della volgare lingua di Pietro Bembo. Allora, che opere vede queste tesi, una delle tesi fondamentali sarebbe queste. I modelli Unix erano quelli di Francesco Petrarca per la poesia, per l'italiano, e di Giovanni Boccaccio per la prosa. E sono dalle tesi che si fanno sentire in tutta la penisola italiana, in qualche modo, e anche la selezione di queste tesi si fa sentire in tutta la penisola italiana. Perché? Allora, di una parte abbiamo Ludovico Ariosto che accetta queste proposte e al gambie, all'adegua la soluzione dall'Orlando Furioso che dal 1932 da una di queste imposizioni. E ma tanti di loro invece si rivolti incontri di queste imposizioni e fra l'altro si chiamano proprio con queste opere che avevano accettato il diktat di Bembo. Per esempio, proprio l'Orlando Furioso, tale che noi anche in Friuli abbiamo un travestimento parodico per Furlan in due manoscritti differenti, un calè a Roma e un calè a Udine, dall'Orlando Furioso
che anche sui noms, per esempio, al lavoro ha una vera traduzione parodica, una buona importante sul piano letterario, ma è una traduzione, come capisco, parodica per fare quintria di questo modello unico di lingua italiana. Come ho semplificato un po', ma l'idea di fondo è che. Allora, lì abbiamo un esempio, un lavoro significativo di che sensibilità capace a disformare i classici per gusto, per plaisir o anche per mateix, una gara che è una gara, un lavoro interessante della letteratura italiana, che non si lo studia per noi a scuola, che è quella dall'anticlassicismo, dall'espressionismo, dall'emonismo linguistico. Sempre dal Cinquecento che attiva anche un altro lavoro di traduzione per Furlan, che è sempre che suage di dibattimento sulla lingua italiana. È la versione della novella dal Boccaccio, Il Re di Cipri, che la mettuta dentro un letterato florentino, Leonardo Salviati, d'ogni di altre 11 traduzioni, tune opere degli avvertimenti della lingua sopra il Decamerone, dal 1584. In che caso, non per dare quintra di queste teorie che volevi un modello unitario di lei, ma proprio con che di dimostrare la inferiorità dei volgars dall'Italia aperto dal Florentino illustri. Allora, questo testo per noi ha anche un significato particolare, perché è il primo testo stampato per Furlan, di sicuro, ma non dice che sapeva fin come. E anche perché è la prima prosa voltata per Furlan. Per solito abbiamo poesie Furlan, che lì è la prima prosa che non abbiamo per Furlan. Perché ad altre traduzioni abbiamo di là, traduzioni di prosa, perché la sveglia che da 600 di poesie, ma di prosa sono là dal 700. Dal 700 la che attinge sono due testi religiosi, sono i catechismi, i gruppi di prayers, o anche dal 800 la che abbiamo sempre testi paradigmatici, cioè cerce di traduzione che commentavano da un esempio dalla lingue sfavelate in Italia e in Europa e dal nord. Per esempio, nelle quindicine di versioni furlanes, sempre dalla novella Il Re di Cipri, la schiattin era quella dal 1875 di Giovanni Papanti, cioè dal 521 dal 200 al 1015, e d'ogni di 604 traduzioni in 651 di italiani e 52 di idiomi non italiani. E dal 1860 il principe Luigi Luciano Bonaparte al fa stampare a Londra lo San Vangelo di Gesù Cristo, Sion Mattie, che avresti fatto un conto di Pietro del Pozzo, ma è un lavoro probabile che ha sido un pseudonimo per Palabate, Spirone. Dal docente, dopo la pratica della traduzione, deve anche un modo per inrichire la lingua, soprattutto la letteratura, con significati nuovi, con forme originali, ma l'attenzione dei traduttori sareste concentrata soprattutto sulla poesia. E a sembra che sia quasi un primato dalla letteratura, dalla poesia. Gli autori guriziani, per esempio, nos danno una piena prove di interesse viaggi dei classici tedeschi e romantici, e dopo io pubblichi dei Prinzessi del Novecento sulla rivista Forum Iuli di Ugo Pellis e Giovanni Lorenzoni, che ha pubblichi per Furlan testi di autori latini, italiani, dialettali tedeschi, sono un segnale un lavoro di rinnovamento. Dopo abbiamo anche lavori di traduzione di Pietro Bonini, Luigi Rodaro, che nos fanno già capire che però una sensibilità un po' differente, una nuova coscienza di voltare per Furlan. Perché in tal caso abbiamo degli esercizi che vogliono proprio te metti alla prova la lingua, fare diventare più sciore, appunto, fare diventare più sciore anche il testo originale. A mio secolo, con Pasolini e Maldini, abbiamo l'Accademia di Lingua Furlana, dove che la traduzione diventa il ponte di partenza di una creazione poetica nuova, libera, una imitazione che approfitta anche dei valori musicali del Furlan, e dei valori simbolici e di una lingua che per Pasolini era una lingua non scritta in Furlan di Chiasarse. Dopo, comprendo Joseph Marchetti con risultivo invece della traduzione ben chiamate di altri significati, di altri valori, che avevano di portare al Furlan le credenziali di lingue non più di dialetto. Quindi una sorda che sa tre lingue neolatine, sono solo se la corpo di picciole, ma in quel caso lì per tradurre si tratta sempre di più il viaggio, giusto po', dalle lingue picciole, il ladino, il romanzo, il catalano, il provinciale, per via dai leams linguistici, storici, culturali, letterari. E dopo, dagli anni 70 e 1900, sono tutti i fatti politici, che conoscono le vorrei umane e culturali, che invogliano a tradurre. E non si hanno un numero pluriale di traduzioni, ma cominciano a sbagliarsi verso settori di ambiti sempre più lontani, lenti se non sempre più svariati.
e così anche le competenze si sladin ad eventi più rinforzi valori espressivi. Per esempio i prepieri Londa, perché compiacere anche a scominciare a voltare i libri dalla Bibbia, che dopo l'ha pubblicato un volume per Toni Belline, avviene anche lavori di traduzione dei classici greci e latini, in qualche caso anche caceri una corrispondenze metriche, e avviene dopo la golaine dai classici delle letterature forestis e del club culturale qui lei durante il repertorio del Mette Parlabone vuole l'arte svariata di opere di narrative anche di letterature drammatiche. Dopo avviene Pierluigi Cappello che ha dato anche lui un contributo significativo, Giorgio Faggin che ha lavorato, pensai, dal 1990 in capo più di 70 autori di tutte le Europe e in particolare neerlandesi, anche autori dall'Alta Italia. Ecco, c'è questa in queste suage la letteratura per Fruz. E a questo ha volte significativo, ma che al partito andiamo per diverse regioni. Bisogna sclarire prima di tutto che il panorama che abbiamo descritto fin come è un panorama von dell'arc, a von de sior, ma che ha più di qualche limite. Per cercare un po' disordinato, per cercare di squinta interesse di qualche persona, a me mi interessa che la scritta di allora volti che si può apparire lì, ma anche una programmazione, diciamo così, una programmazione implantata su un scandale preciso, dalle divisioni, dalle risorse. E i contenuti e la qualità territoriale non sono sempre proporzionati. Abbiamo lavori fatti, lavori bene, abbiamo anche dei lavori che sono ancora qualche dubbio lascia. Ecco, che snogliava che dagli ultimi 20 o 30 anni si sta pubblicando anche lavori su lavori e di valore. Per esempio, a Erin dal 76, che la Club Culturale qui ha pubblicato gli sconti di Comariocchie, di Perol, la Taragolaine Classics des Literaturis Forestis e diversi titoli pensati proprio per un pubblico giovane, per esempio la Sirenuti Altri Scontis dal 90, la Cialini, il Portiare Altri Scontis di Andersen, gli Flavis dai Frati Grimm, non tutte ovviamente, e via denante. Dopo anche un bir libri dell'87, il Tesauro delle letterature per il Frus, dove che avevano dato sdogni e conti sinteri, e anche tops di classici di autori massime dal voto dal Novecento, Grimm, Andersen, Perrault, La Fontaine, ma anche Collodi, Salgari, Defoe, Swift, Dickens, Stevenson, Kipling, Saint-Exupéry e anche Baden-Powell. Dopo vorrei dire la Golaine con diverse lingue, portata in denanda al Circolo Culturale Menocchio di Montreal, proprio di cui proponimento di offrire ai fruits di diversi paesi furlans una flave scritte tra la loro varietà di furlan, quindi non nome tra furlan centrale, tra furlan ufficiale, ma anche tra la loro varietà. Chi la presentazione editoriale di libri non sa se ho visto mai veduto, ma sono straordinari, se mi pare che più di qualche dun alla le illustrazioni di Stepan Savgel e anche altri artisti locali e soluzioni un lavoro biele sul plan pratico, anche proprio per promuovere le varietà locali, Clausia, Spilimberg, Darzin, Bagnarola di Siest e così. Ecco, queste conte di Dvora Omer le ha votate per Furlan Davide Turello, che abbiamo già capito sulla nostra lingua la Pardavone competenze un lavoro profonde, un lavoro resonante, io dicerei anche un lavoro libero di pregiudizi. Io non sono purtroppo un studioso di letterature ebraiche contemporanee, magari così non conosco neanche la lingua ebraica per poter valutare con puntualità queste lavori di Davide Turello dal punto di vista della fedeltà. Ma se agli un traduttore si domandi di una banda una buona conoscenza dalla lingua originale e la fedeltà al testo di partenza, di caltrebando le buone competenze dalla lingua derivata da certe sensibilità stilistiche, io sono in stato a volte di valutare queste seconde muse dal lavoro di Turello e a sua indica un lavoro fatto, un lavoro bene. A me è subito chiaro che la traduzione di Davide Turello non è intrigosa né per le persone che hanno conoscenze minime dal Furlan e neanche perché è un po' più disfattucciata. La building tanchis come che. E già per il colp, dalla prima pagina, come le arai, non si confronti con una lingua grivie, difficile prendere per aule sarares, perché anche che poche espressioni che sono manco doprades sono segnalate sul colore d'arancia e dopo sono voltate per Furlan dal
bas dalla pagina. Sono paraules che, come dicevo, il lettore Furlan di spatussarla sfronte senza fastidis, ma che magari un autore più giovanile può giovare perché non la scognosse. Allora, il non de conte che voi contaus a lei, la storia di loro, o sai che è un nome un tic strano, ma al solito il titolo non sta un frisegno di cui che sono gli eroi de conte. E che all'ait, ca dove gli assoluti speraulis loro il. Di su di guantris, non sa, qui che l'è chiesto loro. Va di un frutto, va di une frutte, un diato, sarà cor, qui sa. No, anchiamono poi spantius cui o c'è che l'è chiesto loro. Parce che sull'imprinte storie non sapeva nessuno, neanche un cassè di un solo, dove da scopri denaro la storia si è sclarita. E anche altri sul savarese, ospietarese con pazienza, anche mo qualche capitolo. In allora, anche a altri si sclarirà, qui calè loro il, e intanto, da chi da umano, la storia. Quindi tu non tutto il traduttore al precise che di avadis dos o tre eccezioni, anche gli speraulis e le espressioni di voi poco conosciuti, sono tutti ben documentati dalle letterature furlane, come che si può vedere in citazioni contenute dal vocabolario della lingua friulana di Giorgio Fagini. In effetti, anche tra le espressioni segnate in naranjo, non sono tanti gli speraulis che sulla fonte manco delle messe sensibilità personale mi sa mai implirares. O si riguarda il nome qualchidune, parole che compariscono in tal testo, perché che a Meretti lo sfasi capì anche la ricerca che è da di queste traduzioni. Avvisa ascoltato modevant ier frisegni, indizio, ingorniano, intridere, bagnare, ce non è, quando è, sustos, impaziente, insofferente, maluserios, malinconico, nascint, cucciolo, piace mai, magari, ghiocce, mensola, lovetà, voracità, inficchiarsi, immaginarsi, inquintrare, destare simpatia, stomblare, spronare, sollecitare, gangarà, tremare, schiup, tuffo, granarsi, rammaricarsi, dispiacersi, bandi, vagliare, ponderare, specche, ciotola, sclupare, celare, formentin, biondo scuro, indarsi, rendersi conto, rifierde, rapporto, relazione, restif, insistente e vien denaro. Mi piace lavorare in questo, si va sempre a scarfare un po', anche per dopo di durare salti fuori queste speraule, dopo si chiama di volte chiantonate, ma alle sempre biel, con che si chiamano speraule che non si conosce, la vio di un inning dice autori che è stato doprate così. E chi si chiama per la buona, non c'è gusto. Ma come che io adesso, saranno sì e no 20-30 parole inutili libri. A riguardo la parola impens, traduciute con idea, nei dizionari, anche di questa traduzione, si capisce un'espressione neanche per impens, neanche per idea. Allora dite che tutti questi parole si compariscono dal grande dizionario di Lengal italiano Furlan, che è il più moderno, dice così, altri invece si chiamano il nome dal nuovo Birone dal vocabolario di Giorgio Fagini, come per esempio gorgiere, collare, rengi, ruggire, slisce, grande fame. Ecco, la parola ponta, avendo prade un'accezione di carattere di stampa, e disfreddador, doprato per frigorifero, per volare di freddatore, ma va bene ti doprato come frigorifero, insomma. Dopo sono anche una vorrebbe la speraule che tecnicamente si chiamano polirematiche, sono queste espressioni formate di più di una parola, cencemante, senz'altro, in un presto, in un battibaleno, al mot, a quanto pare, in convigne, passechi d'ora in poi, a radolò di quella, rotta di collo, ad un pegnotto nel cuore della notte, quignersi in ceaz, con i nervi fior di pelle, e domani mattina, sono forme, qualche anche a onde arcaiche, per apparersi in studi linguistici, per voi di domans e domani fa Gina tire fuori citazioni di Hermes di Coloré, di Toni Broili, di Pieri Ciorù, Giuseppe Dondo, Giuseppe Ferdinando del Torre, ci arriva al Bocè, ma non si vede più in denaro. Ma chiarai che più di qualche parole che è stata doprata dal Furlan di ogni dì, e neanche dal Furlan, anzi, bisogna dire, che è stata tornata a introdurre dal Furlan dopo la seconda guerra mondiale di Marchetti, Pasolini in K, e ha avuto un gruppo di fortune.
a pensi che fino a qualche anno da non si dovrà sapere la parola gionde per gioia. Invece di far ascoltare a volte di spesa, gionde per esempio per le letture bibliche, là che attorno una ora di spesa, le ha tornate a mettere in circolazione queste parole. Che sono magari parole scaplate, ma è un concetto che si ha bisogno di operare alla lingua di ogni dì e plan plan torna a entrare in circolazione. Dopo vengono anche le espressioni idiomatiche, locuzioni componute di elementi che mettono uno agli altri a formare sul piano semantico un valore figurato e non si può voltare in modo letterale. Dopodiché, per esempio, voltare per italiano, portare la spesa, dopodiché di portare la spesa, ma valere la pena. Portare la spesa per furlan, valere la pena per italiano. O anche gli esiti sos gloris, essere al settimo cielo, a voli di odinta, vista d'occhio, vai dal dur vai, piangere a dirotto. Io conosco molte persone che hanno per questa espressione, un Chiarniel, che mi dice, l'ho veduto, il vai dal dur vai, e non l'avevo messo in tutto e lei torna a trattare dalla storia di loro. Petai di sonone, mettercela tutta, non fidare l'ora, non vedere l'ora. Ecco. Un degli aspetti più interessanti di questa traduzione è la capacità di pleare, la parola giusta sarebbe di poleare, cioè modellare proprio la lingua da uno degli alti vasi di tensione e di rilassamento attraversati dalla trame. E chi il lessico che Davide Torella adopera è tutte une undidure di umorismo, di avvilimenti, di emozioni, di empatie, ma anche dopo due dilemmi se li domandi ste vite che comportano riflessione e critiche. Sono che pagine dalla conte che hanno sviluppato anche piccole descrizioni dal paesaggio, che hanno si informano sui rapporti e sulle dinamiche delle vite del paese e chi la lingua furlana si adatta un lavoro bene a descrivere le relazioni fra i due protagonisti principali, che sono Gadi, il frutto e Lolo, non è male, ma anche i rapporti di Gadi con la famiglia, gli amici, con la scuola, con il paese. E questo si era l'intervento con qualche piccola considerazione anche sulla fruibilità di queste pubblicazioni. E già potete riguardare la trama della storia che si fonda su di una sequenza di fatti, une vuole clare, une vuole corrette, une vuole lineare. E anche se gli eventi vengono in contatto all'ordine cronologico, l'attenzione del lettore la tiene in su proprio di questi momenti di tensione e di rilassamento. E tu arrivi in sonno al momento di rilassamento, succede tal che ti torna e ti fa svenire voglia a lei, la voglia di tornare a lei di là in davanti di un'altra pagina, una tensione che sticcia la lettura e il rilassamento invece ti permette al lettore di forzare, di digerire anche le vicende più dolorose, sono difficili, di tornare anche a ragionare per affrontare la storia in tutto un mondo non superficiale. Ecco, bisogna fare in modo che la conte arrivi ai frutti e per fare questo coventi in occasioni giuste e le persone preparate. Allora, per le occasioni, abbiamo già sentito che è suggerito la volta passata che abbiamo presentato i libri di lavorare per esempio su una piccola maratona di letture dagli anni passati in tante biblioteche e scuole del Friuli sono stati fatti tanti eventi, tante maratone proprio in collegamento con la settimana delle culture friulane dal filologiche per esempio, ma le occasioni si creano, ma anche per esempio un laboratorio creativo di illustrazione, di scrittura e di discussione. Alle classe però che per fare questo bisogna preparare le persone, insegnanti, bibliotecari, illustratori che aiutino i frutti dal loro incontro con un'opera narrativa che è completa, ma loro hanno proprio di dadoglie che imprese su quarti di rinfoare perché i frutti si orientino migliore e ordini in pleni queste letture. Bisogna aiutare i piccoli lettori a incontrare un conte o un libro come che migliorando la loro esperienza di letture e che bisogna farlo tanto sul plan cognitivo che su quel emotivo. Tante volte non a promuovere la lettura più frutta, non sul plan cognitivo, ma bisogna farlo soprattutto su quel emotivo. E portare anche a dialogare con i libri in un modo bidirezionale. Non è nome libri che mi fa bene a me, ma sono anche io che hai di fa bene con libri, che gli fai le domande giuste. E chi ha letto proprio l'insegnante, il bibliotecario e così. Io mi penso che la brava bibliotecaria che aveva in Morteano quando eri piccolo, a ele, pardon, una presenza che aiutava
a metti in comunicazione il frutto del libro e arrivava a promuovere la lettura anche semplicemente con si la veglia tale, perché cara di altri e aveva sempre un libro per la persona perché se la cosa conosceva il frutto sapeva dai il libro. Quindi grazie proprio dall'auditorio dei grandi i piccoli lettori non hanno nome di capire che lei, ma anche di sentire piacere sul piano emotivo da lei. E allora bisogna accompagnare il libro con la condivisione, con la creatività. E chi un libro come questo sta per da buono, l'occasione di sviluppare il piacere dalla lettura, il spirito critico, la riflessione su di sé, la visione dal mondo, la comprensione letteraria. Perché è un'opera dove si può lavorare sulla trama, si sbasa dalle emozioni, sui protagonisti, sulla caratterizzazione dei protagonisti. È una storia realistica che riflette la vita, può dare succedi anche a un frutto inestero, non dici che attacca una bestia come che dal libro, perché di noi sarà ancora un po' difficile, ma altri di simili. E più si va avanti con l'età, più le questioni dopo si slargano e si diversificano. Allora, spero che si brutta sia il primo di una serie di esperienze simili, e non solo per la tipologia e per la proposta, ma anche per la qualità della traduzione, perché per da buona speri che anche Davide Turello non si regali anche altre traduzioni come queste, libri di letteratura per i frutti che si potrebbe voltare in dettaglio, si potrebbe destinare senza fastidi a tutta la fase degli ultimi anni dalla scuola primaria e anche dalla scuola secondaria di primo grado. Non varesse anche di sia difficile di sia che il più adatto, perché per solito tutta la storia per i frutti si squarci di creare empatie con diversi e si squarci di incresci proprio della coscienza dal frutto. E allora, insomma, lavorini in questa direzione e lavorini anche sulla traduzione per Furlan, perché in che smuta slardin la potenzialità dalla lingua e arriva anche l'occasione di far nasci sperin qualche altro bravo traduttore come Davide Turello. Grazie a voi. Pensi che per cercare un altro appuntamento al 21 non sai se hai qualche domanda? Sì, esatto, se sono qualche domanda si può approfittare. Molto bene che io ho fatto Ti tocchi? un po'. Allora, intanto grazie all'Arle, grazie a tu, veramente, e approfitti per una roba, però di Carenzo se di contento. Io voglio ringraziare l'Arle per sovraesidenza del caso perché come Anisa Monquarina abbiamo fatto il bando letterario dedicato alla traduzione e mi pare giusto anche riguardare anche l'appuntamento, ecco, e ci tengo particolarmente. Quindi, allora, se non sono domande, allora io guardo, sapete di guardarmi che allora ringrazio anche il polo liceale di Gorizia, i ragazzi che vedete qua fuori sono i ragazzi della scuola che danno una mano al festival, ai dialoghi, e quindi stanno presenti in tutto questo percorso e quindi un grazie veramente. Questo riprova che il festival ha la capacità di fare rete, la capacità di coinvolgere tanti soggetti istituzionali, i ragazzi, i territori, i comuni, e quindi è un bellissimo esempio di come la cultura può effettivamente diffondersi, no? E arrivare direttamente nelle nostre case. E voglio ricordare che quest'anno è prevista anche una sezione dedicata ai bambini e ai ragazzi. Per la prima volta Dialoghi assieme al Comune di Gorizia collabora anche con l'unità pastorale di San Ilario e quindi con una bellissima iniziativa che è una mini rassegna al Paese dei Bambini che Sognano, che si terrà il 1° e il 2 luglio. E storie di calzini e altri oggetti chiacchieroni del teatro Rosenkranz per i più piccoli e l'incontro naturalmente per tutti i ragazzi. Quindi Gorizia è una storia a tante lingue, plurilinguismo e culturale, quindi plurilinguista e multiculturale, e è un'importante crocevia europea. Sappiamo che Gorizia e Gorizia sono candidate anche a citare la cultura 2025, quindi anche in quest'ottica penso che il progetto sia utile anche in quest'ottica. Come vedete qua fuori potete acquistare il libro presentato questa
richieste durante la permanenza dei loro neonati. Quindi anche qui, se volete dare un'offerta, sempre qua fuori, sempre al banchetto. Adesso penso che ci sia una pausa prima del successivo intervento, e intanto vi ringrazio tantissimo e approfittate per un grazie ancora di cuore a tutti. Se posso aggiungere una cosa, abbiamo ricordato più volte, come dire, che il polo un po' di queste iniziative è Gorizia. Ecco, io vorrei ricordare Paolo Maurenzi, nato a Gorizia, che ci ha lasciato da poco. Come stai? Hai ancora copie di casa? Beh, sì, qualcuno ce l'ho, ma non vorrei tenerlo. Infatti non lo so. Prova a vedere se è appena il 4-5, perché facciamo un incontro fino a settembre su Gradi. Prova a vedere. Vabbè, se mi do a te poi resto senza io. Almeno uno. Perché non li ristampi? Ma te li chiedono, cos'hai? Sei senza voce? Quanti anni hai adesso? Quanti anni hai adesso? E tanti di più. Beh, tutti ne abbiamo di più, ma io non mi ricordo.